Buongiorno a tutti voi, buon inizio di settimana, edizione come sempre di Antena 3 Nord-Est, la prima edizione dei nostri telegiornali. Avrete seguito la lunga diretta della giornata di ieri, domenica, con la notizia della cattura di Filippo Turetta, che di fatto in realtà si è consegnato alla polizia. Turetta è stato trovato ancora sabato sera su una piazzola di sosta dell'autostrada. La direzione era quella di Monaco di Baviera. In questo momento, mentre vi stiamo parlando, il Tribunale regionale sta decidendo per la sua estradizione richiesta dallo stesso Filippo, che è stato trovato stanco, stremato, ma tutto sommato in buone condizioni. Queste le dichiarazioni del suo avvocato, l'avvocato di dolo Emanuele Compagno. Abbiamo seguito questa triste vicenda, abbiamo seguito passo dopo passo attraverso gli interventi delle redazioni, i nostri servizi, le nostre dirette edizioni straordinarie. Oggi torniamo ad occuparci di questo caso insieme a tante altre notizie sul territorio, ma una delle notizie forse più agghiaccianti che vi vogliamo dare in apertura è questa. Vi facciamo vedere l'immagine. È stata aperta una pagina Facebook, Filippo Turetta ragazzo modello, pagina per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. Una pagina che questa mattina aveva 47 follower, in questo momento mentre vi stiamo parlando ne ha già 98. Ecco, questo ad esempio è uno dei post che si trovano all'interno di questa pagina contro la sorella di Giulia Cecchettin. Avremo presto in circolazione una nuova Ilaria Cucchi, dice il post. Sostanzialmente una pagina Facebook aperta davvero da poche ore. Questo è un altro post che dice: purtroppo è arrivata la notizia che tutti noi temevamo, Filippo è stato arrestato in Germania, non a caso la patria delle SS, senza uno straccio di prova. Che cosa significa? Significa che è stata aperta, il titolare della pagina si legge un'organizzazione no profit. Ha aperto questa pagina Facebook in qualche modo a sostegno di Filippo Turetta, della sua causa. Senza prove non può essere accusato. Eccole qui, una pagina per confutare le illazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. Ci sono anche diversi mi piace. Queste sono tutte persone che hanno cliccato sulla parola mi piace all'interno di questa pagina Facebook. Allora, noi ne parleremo ampiamente di questa notizia, oserei dire, agghiacciante. Ci sono già diverse persone che hanno scritto delle dichiarazioni, postato delle contro risposte con ulteriori post dove appunto dicono mi meraviglio che Facebook permetta l'apertura di pagine di questo tipo. Diverse segnalazioni sono già partite. Qui con noi avremo un avvocato da 30 anni al lavoro con il centro antiviolenza e uno dei membri fondatori del consiglio direttivo del Cantiere delle Donne, un cantiere aperto per dare sostegno alle donne, per fare squadra, per fare fronte comune a sostegno delle donne. Tra le varie cose, i vari servizi offerti da questo cantiere, ad esempio anche un corso di educazione finanziaria. Alla base dell'autonomia di una donna c'è proprio quella di poter avere un'educazione e un'autonomia finanziaria. Ci occuperemo anche di questo, ma intanto vi facciamo sentire le parole che ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia davvero pochi minuti fa ai microfoni di Marta Marangon. È in corso una conferenza stampa presso Each Farm, incubatore e scuola di Catron. Lì Marta ha incontrato il presidente Luca Zaia, che con queste parole ha voluto ricordare Giulia e ha voluto tornare su questo caso che ha sconvolto davvero tutto il paese. Dobbiamo lavorare ovviamente con le scuole, parlare ai ragazzi, non perché i ragazzi siano i più coinvolti dal femminicidio, anzi gli adulti non mancano di avere purtroppo questo primato, e dall'altro anche di fare un grande lavoro come comunità, partendo dalle famiglie, partendo dagli amici, dei giovani, ma non solo, visto e considerato che molto spesso dei segnali, degli alert che sembrano banalità, poi magari nel caso estremo possono trasformarsi in quello che abbiamo visto. La mente malata va intercettata, la mente malata va intercettata. Per quanti progetti si facciano, poi forse il vero progetto è quello di educazione, ovviamente ai sentimenti, alla gestione dei sentimenti, al rispetto della donna, ma dall'altro anche dei progetti che ci aiutino a fare un'altra cosa importante, che è quella di spiegare che se si vedono dei segnali non
diciamo, non di normalità, vanno comunque affrontati e ovviamente segnalati a chi è esperto nel trattare le patologie, soprattutto le psicosi, le ossessioni. Se investiamo su questo alla fine isoleremo le menti malate, e isolate le menti malate dovremmo agire, diciamo, proprio clinicamente sulla mente malata, ma questa è un'altra storia. Per Giulia e tutte le vittime sit-in di studenti nei licei a Roma, stop femminicidi, domani giornata di rabbia e 25 tutti in piazza, mai più vittime, liberiamoci della violenza, la chiamata degli studenti delle scuole, studenti che questa mattina a Padova hanno osservato un minuto di silenzio, e tra pochissimo ci collegheremo con la nostra Valentina Visentino. Oggi è una giornata importante per l'Università di Padova, è previsto l'arrivo del ministra Bernini, che ha rilasciato delle dichiarazioni proprio sul caso di Giulia. Ha parlato anche il rettore Mapelli, che ha detto per lei ci sarà sicuramente una laurea. Tra poco vi faremo ascoltare le loro voci, ma intanto vi facciamo sentire un'altra voce importante, quella del ministro della Giustizia Nordio, ieri nella sua Treviso, che ha anche annunciato la stesura di un vademecum per poter, come dire, mettere nero su bianco i segnali spia. Questi sono i segnali spia che devono mettere in guardia le donne di fronte a situazioni, come dire, sospette. Intanto lo ascoltiamo nel prossimo servizio. Per quanto riguarda la giustizia, noi abbiamo già inasprito le pene, abbiamo creato dei nuovi reati. Diciamo che dal punto di vista normativo quello che si poteva fare è stato fatto, però ricordiamoci che la repressione penale non è incisiva più di tanto in queste situazioni. Quello che occorre è la prevenzione del reato, e quindi questo si può avere soltanto attraverso l'educazione, attraverso l'informazione e attraverso un cambiamento radicale di mentalità da parte di molti maschi che ritengono ancora di essere i detentori del potere fisico e psicologico nei confronti delle donne. Questo si può fare soltanto attraverso l'educazione. L'educazione però inizia in famiglia, e quindi bisogna educare anche i genitori oltre ai figli, perché è nelle prime fasi della vita che si sviluppa la concezione del bambino nei confronti del prossimo, ed è una concezione che deve essere ispirata al rispetto di tutti i soggetti, e in particolarmente di quelli deboli. Purtroppo questi fenomeni sono accaduti anche nel passato, ma oggi hanno una sorta di accelerazione che per certi aspetti è inspiegabile, e quindi noi dobbiamo capirne le cause, ma ripeto, il modo migliore per intervenire efficacemente non è soltanto la repressione penale, ma è quello dell'educazione, della informazione e della sensibilità, soprattutto da parte dei genitori nei confronti dei figli più giovani, per educarli ad essere rispettosi verso gli altri. Sui tempi di estradizione di Filippo Turetta, il ministro è chiaro. Saranno rapidissimi. Saranno rapidi? Sì, in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma certo, giuridicamente i tempi sono molto rapidi. Allora, sui tempi di estradizione si dovrà, come detto, pronunciare il Tribunale regionale superiore già a partire da oggi. Sui tempi brevi si è espresso anche il ministro degli esteri Tajani. In questo momento Turetta si trova in carcere a Dalle in Germania al termine di una fuga lunga 1000 chilometri. Come dicevamo, tantissime le manifestazioni di solidarietà per ricordare Giulia, ma soprattutto per stringersi attorno alla famiglia di Giulia, Elena e Gino Cecchettini, che hanno dimostrato davvero una dignità senza precedenti. Ve ne facciamo vedere diverse, poi quella più importante, più ampia, dove almeno 10.000 persone a Vigo Novo hanno sfilato per Giulia, ma partiamo dal flash mob che c'è stato ieri a Treviso. Io sono Giulia. Lacrime, dolore, tristezza. Oggi tanta gente ha risposto al flash mob organizzato in Piazza dei Signori, fiori in mano e le sedie rosse contro la violenza sulle donne. Io credo sia non solo doveroso, ma un atto d'amore nei confronti di Giulia e di tutte le donne, e anche un segnale, un messaggio verso gli uomini per cominciare a comportarsi bene, a capire che la persona con cui vive è una persona privilegiata, è una persona a cui bisogna voler bene, quindi un segnale per tutti.
L'amore vero non picchia, non urla, non uccide, ha scritto in un post il papà di Giulia. Sì, non uccide, soprattutto non deve uccidere, non deve costringere, non deve ledere la dignità e la libertà di chiunque, in particolare delle donne. È una morte che ci tocca tutto e ci deve toccare tutti, perché è la numero 105 da gennaio ed è la più giovane vittima di femminicidio che abbiamo mai avuto nel nostro paese. Il mio obiettivo da sindaco è educare gli uomini, proteggere le donne e fare in modo che ognuno sia responsabile delle proprie azioni, perché continuiamo troppe volte a pensare che il problema sia di qualcun altro. Ogni vita spezzata è una storia che perdiamo, è una donna che perdiamo. Io credo che è vero, dobbiamo dire basta, però dobbiamo agire e non possiamo più star fermi. Speriamo che la giustizia sia precisa e anche rapida e soprattutto che si possa chiudere questa pagina e che possa arrivare un po' di conforto ai genitori. Resta l'amarezza per chi poi è nelle istituzioni di arrivare sempre un attimo dopo, sempre un passo dopo. C'è una rete che funziona però su altri fronti, anche su altre tipologie di uomini. E forse qui bisogna davvero lavorare in prevenzione, ma sull'uomo. Giulia. Coro unanime, avete sentito da Piazza dei Signori al flash mob, sono arrivate anche le ragazze del movimento Non Una di Meno, le ascoltiamo. Questi è un fiore per Giulia e per tutte le Giulie, perché siamo tutte Giulie, figli o madri, siamo tutte Giulie e credo sia opportuno dire basta già da oggi e lavorare e lottare perché non ci siano più questi episodi che sono tremendi. Purtroppo siamo ancora qua, nonostante lo studio e i giovani che dovrebbero fare il cambiamento, però siamo ancora qua. Lei oggi è qua in piazza per dire basta. Io non riesco, io trovo sia giusto e sbagliato chiedersi il perché nel momento che noi chiediamo il perché diamo una giustificazione a questi atti. Sono commossa tesoro, non posso parlare, mi dispiace. Per Giulia, per questa ragazza. Io ho una figlia di 17 anni. Che gli occhi di toccare, mettiti qua dietro. Cosa direbbe ad un uomo così? Cosa direbbe a Filippo? Ovviamente che si deve vergognare, che è impensabile quello che è successo. Non dobbiamo essere protette, dobbiamo avere voce, essere protagoniste e smetterla di spiegarvi come non farci del male. Partiamo dalle scuole, educatevi e parlatevi tra di voi. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. E allora anche oggi torniamo a Vigonovo, dove per noi c'è, ha seguito in tutti questi giorni questa triste vicenda la nostra Ilaria Marchioli. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. All'indomani della fiaccolata a cui hanno preso parte migliaia di persone a Vigonovo, qui davanti all'abitazione della famiglia Cecchettin, continuano ad arrivare tantissimi fiori, biglietti, candele. La popolazione qui a Vigonovo continua a dare il loro segnale, a dimostrarsi vicina alla famiglia. Questo è importantissimo perché è un grande
grandissimo aiuto proprio anche per la famiglia, l'hanno detto ieri anche i familiari, l'ha detto anche la psicologa che sta seguendo la famiglia Cecchettin attraverso l'associazione Penelope, e tanti che vengono ancora qui per dire una preghiera, per salutare così simbolicamente anche Giulia. Ma dicevamo, ieri sera è stata una serata molto commovente e toccante. C'è stata questa fiaccolata che è partita dal parco centrale, il parco Norma Cossetto, accanto alle poste, alle scuole, per poi arrivare nella piazza centrale di Vigonovo e ovviamente passare qui per l'abitazione di Giulia. Ecco, vedete, ci sono i familiari, i familiari di Giulia, il fratello, che stanno prendendo le lettere, i biglietti, perché non si rovinino, per tenerli con sé in casa, proprio per evidentemente averli con loro, perché vi assicuro che ce ne sono tantissimi. E dicevamo ieri sera, questa fiaccolata silenziosa e numerosissima, con folle di persone che arrivavano anche dalle vie limitrofe, dunque che continuavano ad arrivare, tanto che a un certo punto la piazza era talmente piena che sono rimasti anche al di là appunto della piazza. E poi si è conclusa con le parole del sindaco di Vigonovo e di Saonara, che hanno organizzato questa fiaccolata, ma soprattutto sulle note di una musica tanto cara a Giulia, una musica della colonna sonora del Favoloso Mondo di Amélie che lei amava molto. E proprio sulle note di quella musica il papà e la sorella di Giulia si sono stretti in un abbraccio e ovviamente anche tra le lacrime, per salutare così la loro Giulia. Ma vediamo le immagini della fiaccolata di ieri sera. È figlia della nostra comunità. Il suo sorriso è impresso nelle nostre menti. Amica di tante ragazze e tanti ragazzi, delle nostre figlie e dei nostri figli. Giulia è stata una donna solare, buona, coraggiosa, forte, che aveva affrontato appena un anno fa, insieme alla sua famiglia, il lutto enorme della perdita della mamma Monica. Tutte e tutti speravamo in un finale diverso, nel ritorno a casa della nostra dolce Giulia. La luce della speranza non si è mai spenta, ma non è stato così. Giulia in questi giorni, come chi ha avuto la fortuna di conoscerla, è stata capace di conquistare con il suo meraviglioso sorriso e con la sua semplicità il cuore di tutti noi, di tutta l'Italia. L'amore non è un meccanismo perfetto, l'amore non è violenza, non è possessione, l'amore non grida, l'amore è la più bella espressione di donarsi silenziosamente agli altri. Che il sorriso, la dolcezza, la bontà e la purezza di Giulia rimangano nei nostri cuori e possano essere la forza di andare avanti. Cara Giulia, ci consola il tuo abbraccio con la tua mamma. Insieme date la forza a chi vi ama di affrontare di nuovo la vita nel ricordo del vostro identico e contagioso sorriso.
Ecco, avete visto, queste immagini parlano da sole. Questa mattina però la sorella Elena ha rilasciato altre dichiarazioni proprio sulla sorella Giulia. Mia sorella, ha detto, era più buona, più dolce, più sensibile di quello che tutti immaginano. Un'anima pura, un'eterna bambina, ma non nel senso di stupida o ingenua, nel senso che era una persona che viveva la vita con leggerezza e senza cattiveria. E poi ha lanciato ancora una volta un messaggio ai ragazzi. Dico, pensate al momento in cui avete mancato di rispetto in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna. Magari avete fatto il catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio. Quindi un messaggio proprio ai ragazzi, agli uomini, perché riflettano e soprattutto perché non commettano più quello che ha commesso Filippo nei confronti di Giulia. Qui da Vigonovo è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria, avete visto ci sono ancora diversi giornalisti davanti alla famiglia, anche perché oggi potrebbe arrivare già una notizia legata all'estradizione di Filippo Turetta. Filippo Turetta potrebbe arrivare in Italia quanto prima e intanto ci sono ancora diversi fronti aperti. Il tema, come dicevamo, abbiamo detto più volte in questi giorni, della premeditazione. Importante sarà lo studio, l'analisi della macchina di Filippo, che ora appunto può essere ispezionata per capire se il corpo di Giulia sia stato caricato in bagagliaio già senza vita, oppure se sia in un primo momento stata apposta, fatta sedere nei sedili posteriori, per capire che cosa c'è dentro quell'auto, la torcia, il nastro adesivo, piuttosto che i kit che Filippo aveva portato con sé. Sono tutti ingredienti che aiuteranno gli inquirenti a capire se possa essere contestata a Filippo Turetta anche la premeditazione, il che ovviamente aggraverebbe assolutamente il quadro che lo vede imputato. Andiamo avanti, abbiamo fatto vedere alcune immagini legate ai vari momenti in cui le comunità si sono fermate per ricordare Giulia, dal flash mob di Treviso alla fiaccolata ieri di Vigonovo. È stata annunciata anche per mercoledì a Vicenza una corteo che partirà da Campomarzo per attraversare il centro della città, quindi anche la città di Vicenza si muove. Andiamo a Belluno con la comunità per Giulia Cecchettin. È un lavoro difficile, è un lavoro che ci aspettiamo da tantissimo, è un lavoro che ferisce le donne in primis, ma anche noi uomini, perché alla fine non ci riconosciamo in questi esseri che compiono queste azioni. Oggi noi siamo qui, è un segnale, solidarietà, però ovviamente nei nostri cuori speriamo che ci sia più che solidarietà, che il governo prenda veramente in mano la situazione e porti dei passaggi importanti per arrivare a una legge che punisca veramente questi atti. Ma io credo che sia importante l'educazione fin da ragazzi e l'educazione che le famiglie danno ai propri ragazzi. Noi siamo preoccupati da uomini, siamo preoccupati da padri, e vedere questo scempio ci ferisce tantissimo. Sentimenti, prima una profonda tristezza per una giovane vita stroncata e per un ragazzo che bene o male si è rovinato la vita, e poi il sentimento di dire basta, insomma basta, non è più possibile. Dobbiamo educare questi ragazzi a accettare dei no e dobbiamo aiutare le ragazze a riconoscere una gelosia malata. La gelosia non è amore. Ecco, siamo in tanti qui, è passato sui social velocemente questo tam tam e insomma speriamo che questo si traduca in iniziative educative verso i ragazzi, nelle famiglie, nella scuola, da parte delle associazioni. Il messaggio è che dobbiamo dire basta al femminicidio, basta alle violenze, basta anche ai soprusi psicologici. Non possiamo sentirci dire costantemente di non ubriacarci, di non uscire da sole perché potremmo incontrare il lupo. Basta, dobbiamo essere libere di vivere la nostra vita, fare le nostre scelte senza essere limitate in ciò. Tantissimo da fare e questa è una tragedia che ha colpito
tutti. In Giulia abbiamo visto le nostre figlie, le nostre amiche, le nipoti, le ragazze che guardiamo tutti i giorni felici di prendere in mano il proprio futuro, libere di farlo. E anche il fatto che lei fosse così generosa nei confronti di questa persona che invece evidentemente aveva già manifestato un'insopportazione per la sua libertà. Siamo qui perché abbiamo capito finalmente, e credo una volta per tutte, che bisogna partire dall'educazione, bisogna partire dai nostri figli, dalle scuole elementari. Speriamo che il governo approvi veramente immediatamente questa legge che includa l'educazione sentimentale nelle scuole da subito, perché non bastano più i centri antiviolenza per i quali dobbiamo batterci, però non bastano più le questioni emergenziali a dopo la violenza, a dopo gli omicidi. Ce lo immaginavamo, ieri sera non siamo più riuscite a stare ferme zitte e abbiamo voluto dare anche lo spazio a tutte e a tutti di condividere il dolore, perché è importante anche condividere il dolore per poi riuscire a tirarne fuori qualcosa di buono e cambiare l'esistente. Ora a Padova dalla nostra Valentina Visentina per il riassunto di questa giornata importante per la città del Santo che ha ricordato in vari modi Giulia Cecchettin. Valentina, buongiorno. Buongiorno, tutta l'Università di Padova questa mattina ha ricordato Giulia con diversi momenti. Io mi trovo al Dipartimento di Ingegneria dell'Informatica qui al DEI di via Gradenigo a Padova, lo vedete alle mie spalle lo striscione che è rimasto appeso dopo che alle 10 c'è stato un lungo momento di ricordo, tutti gli studenti sono usciti dalle aule e hanno ricordato Giulia con dei pensieri guidati dal direttore del Dipartimento Gaudenzio Meneghesso, che era stato docente sia di Giulia che di Filippo. Ma oggi ad ogni inizio di lezione si osserverà un minuto di silenzio per ricordare la giovane studentessa che giovedì doveva laurearsi qui in questo posto, in questo dipartimento dove ci troviamo noi ora. Tanti momenti di ricordo, ma a parlare di Giulia è stata anche la rettrice Daniela Mappelli. Poi vedremo nel servizio realizzato da Federico Fusetti come si è svolta la mattinata qui al Dipartimento di Ingegneria, ma tanto vi proponiamo le parole della rettrice Daniela Mappelli, che ha parlato di Giulia e della sua laurea post mortem. Gli studenti sono veramente sgomenti di fronte a tanta violenza che è successa ad una loro compagna di studi, ma di un delitto efferrato perpetrato da un altro loro compagno di studi. Stiamo parlando di due 22enni, due ragazzi cresciuti apparentemente in ambienti sani, ma di sicuro in ambienti non violenti, e poi abbiamo assistito ad un episodio del genere. È un episodio che ha lasciato sgomenta e scossa la nostra università. Io penso che la situazione sia veramente molto complessa e forse sarebbe anche banalizzare quello che è successo, ridurlo ad una motivazione piuttosto che a un'altra. Penso che le motivazioni siano più di una ed è anche un momento in cui secondo me bisogna stare molto attenti a gettare le colpe su qualcosa, su avvenimenti, sulla famiglia piuttosto che su altro. È veramente un momento in cui dobbiamo fermarci a riflettere e soprattutto insieme, io sto pensando, ma l'intera società, trovare gli strumenti. Ho cercato di provare ad immedesimarmi come madre anche, oltre che come docente, o tantomeno come rettrice, sia da una parte che dall'altra, e penso che sia un dolore atroce. E in questo momento mi sento di dire che siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, ma siamo anche vicini alla famiglia di Filippo, perché nessuno di noi pensa di avere un assassino dentro le mura domestiche. E questa cosa penso che sia veramente... Stavo pensando che nella famiglia di Filippo ci sono un padre, ci sono una madre, ma c'è anche un fratello più piccolo, e quindi anche in questo caso io penso che ci sia un dovere civico da parte di tutti. Nel caso di Giulia è sicuramente prevista una laurea, perché Giulia aveva terminato tutti gli esami, aveva già consegnato anche la tesi. Quello che io voglio fare però è rispettare in questo momento il dolore dei genitori, perché la cerimonia deve essere necessariamente concordata con la famiglia e per la famiglia, e quindi rispettando un momento di dolore poi prenderemo contatti con il padre e i fratelli di Giulia per avere un momento in cui, se lo vorranno, ricordare Giulia con una laurea alla memoria.
Queste le parole della rettrice Mappelli, ma a parlare di Giulia è stata anche il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che fra poco riusciremo a proporvi, perché era prevista qui proprio oggi una sua visita per altri motivi, ma è stata anche l'occasione per una riflessione appunto su Giulia anche da parte della ministra Anna Maria Bernini. Per quanto riguarda la mobilitazione cittadina, questa sera alle 19:30 qui da Porta Portello è prevista una manifestazione organizzata spontaneamente da tante associazioni cittadine, manifestazione a cui si invita le persone a partecipare con pettorine colorate. Arriverà in Piazza delle Erbe. Sembra che a quanto pare a questa manifestazione sarà presente anche Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Ma oggi si è parlato anche dei tempi di estradizione di Filippo, che questa notte ha passato la sua prima notte in carcere ad Halle in Germania dopo la convalida del suo arresto avvenuta ieri in tarda serata. Sui tempi dell'estradizione è intervenuto il senatore sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Io vi saluto lasciandovi con le parole di Ostellari. Da Padova è tutto. I tempi tecnicamente potrebbero essere, diciamo così, sicuramente anche più lunghi, ma in questo caso sarà trasferito presto da noi. Qualcuno parla già di 48 ore, insomma, vediamo se riusciamo a fare diciamo così, tutto quello che è necessario fare per consentire che il corso sia quanto più veloce possibile. È un dramma veramente impressionante e credo che noi dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo già intrapreso. Alla Camera il governo e questa maggioranza aveva chiesto, insomma, unità da parte anche di tutte le altre forze politiche per cercare di fare presto, perché il testo c'è, è un buon testo ed è in grado, diciamo così, di coprire un po' una fattispecie ampia, insomma, di questo fenomeno. Contiamo che al Senato ugualmente si faccia velocemente, perché il Paese ne ha bisogno e ne abbiamo bisogno tutti, e poi contribuiamo anche a fare emergere questo che è un problema che dobbiamo assolutamente debellare tutti assieme. Questo è, diciamo, il messaggio, dobbiamo farlo assieme perché ne va del futuro di tutti noi e del futuro soprattutto dei giovani. Il dramma è talmente grande che credo tante parole, insomma, non servono. Qui noi dobbiamo dare, diciamo così, risposte. Credo che la politica debba interrogarsi, lo stiamo facendo dando, diciamo così, anche degli strumenti, però certamente non ci può essere solo lo strumento repressivo, insomma, in questo caso. Ci vuole anche lo strumento capace di educazione vera, che non può fare però solo la scuola, insomma, non può fare solo la comunità, deve concentrarsi molto anche il nucleo principale, insomma, della nostra società, che è la famiglia, quindi i genitori, imparare a far accettare ai nostri figli anche i no. Il sottosegretario Ostellari da Padova. Adesso invece ci spostiamo a Marostica, dove per noi c'è Sharon Di Carlo. Questa mattina i comuni si sono incontrati, anche i comuni possono mettere in piedi delle misure per, come dire, attivare e attuare delle politiche di prevenzione della violenza. Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Anna e buongiorno a tutti i telespettatori. Il 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un tema ormai attuale, forse come in questo momento. E 23 comuni della Pedemontana cosa faranno? Sfileranno con una fiaccolata, una maxi fiaccolata in tutte le città. Io sono qui accanto all'assessore alle pari opportunità Elena Bianchin di Marostica. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Che cosa accadrà? Tutti i comuni si sono uniti, hanno unito le forze, come già è successo in questi anni, per dire basta alla violenza, per dire rompiamo il muro del silenzio. E questo è il tema più importante. Tutti noi quest'anno ci uniremo e ci uniremo anche in ricordo di Giulia, ma purtroppo non c'è solo Giulia. Purtroppo di Giulia ce ne sono state veramente tante quest'anno, perché Giulia è la 103esima vittima del 2023. Quindi l'importanza che tutti i comuni insieme dicano basta è fondamentale per cercare veramente di smuovere la collettività, di smuovere anche le istituzioni, di smuovere tutti i nostri cuori.
All'inizio della conferenza stampa c'è stato un minuto di silenzio appunto dedicato a Giulia Cecchettin. Ed era doveroso, era assolutamente doveroso. L'ho fatto a nome del sindaco di Marostica, che mi ha chiesto, visto che ospitavamo noi la conferenza stampa, di chiedere appunto un minuto di silenzio. Ma penso che sia il silenzio che tutti noi abbiamo in questi giorni all'interno del cuore. Quello che avete chiesto durante la conferenza stampa è anche la partecipazione di tanti uomini a queste fiaccolate. Come mai? Perché noi donne siamo bravissime a fare fronte comune, ad essere forti, ma in realtà non possiamo continuare a difenderci dagli uomini, e gli uomini che comunque sono sempre così forti, gli uomini che devono dimostrare di essere forti, ma la forza non è quella fisica che poi crea i problemi a noi donne, ma è quella forza anche psicologica, quella forza interiore di saper stare accanto alle donne, di saperle sostenere e di saper anche superare quelli che possono essere i momenti di difficoltà che un uomo ha. Grazie all'assessore Ilenia Bianchina, grazie mille. Anna, ora ci spostiamo qui accanto, perché voglio parlarvi di numeri nel Bassanese, perché sono aumentate, sono aumentate le richieste d'aiuto qui in tutto il territorio bassanese, e ne parliamo con Maria Pia Mainardi del Centro Antiviolenza Spazio Donna. Buongiorno. Buongiorno. Dicevamo, sono aumentate le richieste di aiuto. Sì, sono aumentate dai dati finali che abbiamo fatto, li avevamo già conclusi, però stamattina ci siamo accorti che ce ne sono 10 in più addirittura. Quindi andremo oltre i 200. Sono 221. Ecco, poi vedremo fino a fine d'anno, perché quelli dell'anno scorso erano fino a fine d'anno. Quest'anno li avevamo fatto fino ai primi di novembre. Vediamo alla conclusione dell'anno come siamo. Sono sempre più giovani le donne che chiamano. 18-40 sono le età. Di solito avevamo 35-55 noi come età, quando i ragazzi erano adolescenti e spingevano anche la madre a denunciare. Quest'anno è molto alzato il numero dei 18-40. Ecco, questo, come dicevamo oggi assieme, ci preoccupa molto, perché vuol dire che sono scelte già sbagliate, cioè c'è questa amicizia, relazione che hanno i ragazzi giovani, studiano insieme, viaggiano insieme, sono insieme, e quindi c'è anche questo uso di guardare il telefonino, di guardare le mail, cioè di avere una relazione. Non c'è mai un momento di intimità delle ragazze tenuta tutto per loro, e su questo dovremmo arrivarci, perché le ragazze devono avere anche dei momenti loro, non dei momenti di tutti, quindi attenzione anche a questo. E poi in questa conferenza è anche emerso che appunto, come oggi, il ruolo dei centri antiviolenza è determinante, però giuridicamente parlando c'è un tema oggi nei centri antiviolenza. Qual è? Il tema dell'antiviolenza è ascoltare, non esprimere giudizi, continuare a vedere la donna finché riesce a dire quello che vuol dire, che si fida nel momento in cui lo dice perché le persone sono con lei. Ecco, quindi attenzione a come si riceve una donna nei primi tempi in cui si rivolge al centro antiviolenza. Questo certamente, ma prima parlavamo di un tema proprio di regione, una regione che forse sta accantonando in qualche maniera i centri antiviolenza, non viene data la giusta attenzione da un punto di vista anche economico, diceva. C'è questa legge che è arrivata, che ha bloccato un po' tutto, soprattutto sulle possibilità di tenere aperto un centro antiviolenza o di tenere aperto una casa rifugio. Questo però sono tutte considerazioni che la regione doveva prendere molto prima, non adesso che sono già fatti compiuti. Quindi o chiudiamo mezze risorse della regione oppure provvediamo in tempo, ma in tempo per lasciarci lavorare con tranquillità. Grazie mille, grazie alla signora Maria Pia Mainardi, grazie Anna da Marostica, è tutto, vi restituisco la linea. Grazie. Grazie a te Sharon. E dei centri antiviolenza parleremo tra poco con Francesca Ghislon, avvocato del Consiglio direttivo del Cantiere delle Donne, ma che ha lavorato con i centri antiviolenza, e proveremo anche a capire lo stato di salute dei centri antiviolenza. Allora noi ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, poi con noi in diretta in Skype l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, protezione civile che viene chiamata in causa anche quando si cercano persone scomparse, quale ruolo quando entra in gioco. E poi ancora, appunto, come vi dicevo, con Francesca Ghislon per parlare di centro antiviolenza e per tornare su questa pagina Facebook Shock che è stata
aperta per sostenere Filippo Turetta ed evidentemente come dire, per confutare diverse dichiarazioni che nei suoi confronti sono uscite sempre sui social network, ma ne parleremo tra pochissimo. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno ancora e ben ritrovati. Siamo partiti alle 12 facendo un po' il punto delle varie manifestazioni che sono state fatte in queste ore, in questi giorni, in ricordo di Giulia e per sostenere, per creare un cordone di aiuto e di protezione alla famiglia di Giulia Cecchettin. Vi ricordo il nuovo corteo convocato per mercoledì mattina che attraverserà la città di Vicenza. Ringrazio per essersi collegato con noi l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccina della Regione del Veneto. Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie intanto Assessore per la sua disponibilità. Allora, la protezione civile in campo anche quando si tratta di cercare persone scomparse. Ci racconta qual è stato il ruolo dei suoi uomini e come funziona poi, voglio dire, la catena dei soccorsi, le squadre di soccorso che si coordinano tra di loro quando si verificano situazioni di questo tipo? Farei il contrario. Prima spieghiamo come funziona l'intervento. Stiamo parlando di una normativa che riguarda la procedura per le persone scomparse. È una legge, mi pare del 2012, nazionale, che dà in capo alle prefetture, quindi ai prefetti, il coordinamento di questo tipo di attività. Quindi a seguito di una denuncia alle autorità di polizia della scomparsa di una persona, viene data comunicazione alle prefetture e le prefetture poi agiscono utilizzando i mezzi a disposizione, che sono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in prima battuta, ma poi la legge parla esplicitamente anche della protezione civile. E quindi il prefetto, qualora lo ritenga opportuno, oltre al supporto dei Vigili del Fuoco, chiede l'attivazione del volontariato di protezione civile, che noi attiviamo appunto su richiesta dei prefetti, cosa che non sempre accade, lo sottolineo, ma questo è indipendente dalla nostra volontà, perché ripeto, sono i prefetti che decidono se attivarci o meno. Nel caso specifico, in primissima battuta è stata chiesta l'attivazione dalla prefettura di Venezia per competenza territoriale, seguita dalla prefettura di Padova, visto che la posizione, appunto il comune, erano vicini al confine tra le due province, e sono stati attivati una settantina di volontari di protezione civile. Ovviamente quando si fa l'attivazione, si chiede l'attivazione, noi attiviamo i volontari che sono specializzati in questo tipo di ricerca, perché non tutti i volontari hanno seguito i corsi di formazione e addestramento previsti per la ricerca persone scomparse. Ovviamente in questo ambito hanno un ruolo fondamentale le unità cinofile, e quando si svolge la ricerca in ambienti impervi ed ostili, il soccorso alpino e speleologico. Quindi già dalle prime fasi sono stati attivati questa settantina di volontari che hanno operato nella zona del Veneto. Analogamente è accaduto per quanto riguarda la provincia di Pordenone, che ha attivato il volontariato di protezione civile, tanto è vero che la persona purtroppo deceduta è stata trovata da un'unità cinofila di protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Ecco, i corsi di formazione, no? Ne fate molti, quali sono le specificità allora che coinvolgono la protezione civile? Ma diciamo che noi abbiamo un sistema molto articolato, perché abbiamo oltre 20.000 volontari di protezione civile in tutto il Veneto. Per diventare volontario bisogna superare un corso base che attualmente dura 40 ore, dove vengono impartite delle indicazioni rispetto alla sicurezza, al sistema della protezione civile, come funziona eccetera. Dopodiché uno può indossare la divisa e entra a far parte del sistema regionale di protezione civile. A quel punto, a seconda della specializzazione della sua organizzazione piuttosto che della sua predisposizione, può chiedere dei corsi di formazione specifici di approfondimento, che possono essere dei corsi relativi all'utilizzo di certi dispositivi, penso al corso per l'utilizzo della motosega piuttosto che delle macchine operatrici, o dei corsi di guida particolari eccetera, oppure anche
di specializzazione di quella organizzazione. Penso a chi si occupa per esempio della messa in sicurezza delle opere d'arte, un esempio per far capire appunto di come ci si muove. Oltre a questo entra il fatto che negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con per esempio i collegi e gli ordini professionali, si sono create delle organizzazioni specifiche anche di alta competenza, parlo delle professioni intellettuali. Per esempio nell'incidente accaduto i primi di ottobre a Mestre sono intervenuti in un'organizzazione di protezione civile specializzata nella psicologia, formata da psicologi esperti che, terminato il loro mestiere normale, intervengono come volontari negli ambiti, negli scenari emergenziali, appunto per gli aspetti psicologici. Gli stessi sono intervenuti anche nell'incidente che è occorso al vigile del fuoco che è scomparso in Alpago nell'ultima emergenza idraulica che c'è stata. Ha ricordato Walter Locatello una tragedia davvero che ha colpito il Veneto e non solo. Volevo cercare, perché il Gazzettino ha proprio l'intervista al volontario di protezione civile che ha trovato il corpo di Giulia, è postata insomma da questa mattina nel sito del Gazzettino, poi se riesco a trovarla facciamo vedere l'immagine, eccola qua. Il volontario che l'ha trovata, niente, parte la pubblicità sul sito, trovata appunto da un volontario con il cane. Senta, Assessore, come ha seguito lei la vicenda, dov'era? Ovviamente immagino sempre in ascolto dei suoi volontari di protezione civile, ecco, come si sente, come l'ha vissuta? Ma direi che è una storia veramente tragica, una storia su cui tutti speravamo che ci fosse un finale diverso, una storia che penso abbia colpito tutti i veneti, non solo, e io mi aspetto che insomma ci sia una pena esemplare, perché se è vero che Giulia non può essere restituita a suo papà e ai fratelli, però è altrettanto vero che deve esserci una pena esemplare, perché atti come questo non possono essere tollerati in alcuna maniera. Senta, lei ovviamente con i suoi assessorati, anche l'ambiente, grande esperto di montagna, insomma ha visto un po' la strada che ha percorso Filippo, poi una strada che ha percorso anche probabilmente a piedi, portando in spalla il corpo di Giulia. Ha visto una preparazione, una premeditazione in questo ragazzo? Non siamo qui ovviamente per fare processi, ma lei che è un esperto di montagna, che guida da diversi anni la protezione civile, che cosa ha visto nelle azioni di questo ragazzo che comunque ha affrontato la montagna, ha scelto un sentiero che era già chiuso perché non batte il sole e quindi per una questione di sicurezza è una strada che non sarebbe stata battuta, poi la scelta di posizionare il corpo lì sotto il canalone, di portarlo in spalla? Ma guardi, io quella strada la conosco molto bene perché è una delle strade del rally di Piancavallo storiche. Io, avendo partecipato alla gara diverse volte, la conosco molto bene. È oggettivamente una strada che è pochissimo frequentata anche nel resto dell'anno, anche d'estate, e parto da un presupposto: se uno parte da casa con un coltello, presumo che insomma qualche idea se la sia già fatta prima, no? Se si parla di premeditazione penso che ci stia tutta. Dopodiché non spetta a me fare una valutazione su questo, per carità siamo uno Stato di diritto, però insomma sembra dagli elementi che sono attualmente noti a tutti che insomma non ci sia dubbio sul fatto che questo crimine sia stato compiuto da quella persona in maniera efferata, con premeditazione, e per quello che dicevo prima io mi auguro che la pena sia assolutamente esemplare. E il tema vero è quello di porsi la domanda sul perché accadono queste cose e accadono così frequentemente. Grazie Assessore, grazie, ovviamente un plauso a tutti i suoi volontari che sono stati impegnati, direi davvero a tutte le forze dell'ordine che come dire, hanno fatto luce su questo tragico evento che ha coinvolto questa coppia di ragazzi, quindi davvero un plauso, lo facciamo a lei perché lo porti insomma ai suoi uomini per il grande lavoro che è stato fatto in tutti questi giorni e senza tregua, perché ricordiamolo, la protezione civile non ha orari, non ha cartelline da timbrare. E non ha stipendio, lo sottolineo, perché a volte
tanti volontari mi dicono: sai che cosa ci chiedono? Ci chiedono quanto prendiamo. Ecco, i volontari della protezione civile hanno diritto solo al rimborso spese, che vuol dire la benzina e un buono pranzo con il quale ti compri un panino, niente di più, e quindi una gratificazione come quella, il ringraziamento che avete appena espresso, è la cosa di cui vive la protezione civile, quindi sarà mio compito assolutamente trasferirlo a loro, come faccio sempre ogni volta che li vedo. Grazie per essere stato con noi, arrivederci Assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Allora, mi dicono che siamo in grado di farvi ascoltare le dichiarazioni raccolte questa mattina a Vigonovo dalla nostra Ilaria Marchiori di Elena, sorella di Giulia Cecchettin. Ve le facciamo ascoltare. Se quel po' ossessivo non fosse stato giustificato, fosse stato preso in considerazione come andava preso in considerazione, e magari Filippo avesse parlato con un terapeuta, con qualcuno che lo poteva aiutare, anche solo con un genitore o con un amico, si fosse sfogato, magari questo epilogo sarebbe stato diverso. Per questo appunto ci tengo a che venga stressato il fatto che questi eufemismi non debbano esistere, che appunto questi paradossi che quando vedete un amico un po' ossessivo, forse è il caso di parlargli, forse è il caso di fargli notare che non bisogna esserlo e che non è giusto e che non ha il diritto di esserlo sopra la vita di qualcun altro. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva: forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre e lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere e non doveva prenderselo. Credo fermamente che la differenza non debba essere sulle spalle delle donne, anzi gli uomini devono fare un mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, almeno un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio come la chiamano. Non va bene, fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa, e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici, perché da voi deve partire questo, perché noi donne possiamo imparare a difenderci, ma finché gli uomini non fanno un esame di coscienza e non si rendono conto del privilegio che hanno in questa società, non andremo da nessuna parte. E veramente fatelo per mia sorella. Scusate, le parole di Elena Cecchettin, sorella di Giulia. Vi facciamo rivivere adesso la giornata dell'Università di Padova, che cosa è successo con il minuto di silenzio in tutte le aule, il racconto del nostro Federico Fusetti, e poi a seguire vi faremo sentire le parole del ministra Bernini, che è arrivata proprio oggi a Padova e doveva arrivare evidentemente per altri motivi, ma si è espressa anche sul caso della povera Giulia. È un simbolo, ma è anche una persona di cui bisogna rispettare la storia, il dolore della famiglia. E, ha detto bene, non è una laurea honoris causa, è la sua laurea che si è guadagnata con un percorso di studi eccellente a cui lei teneva moltissimo. Quindi non possiamo dimenticare Giulia, poi Giulia è anche un simbolo, sarà un simbolo, ma Giulia è Giulia. Giulia e le sue circostanze, la sua vita bellissima, sua sorella, i suoi genitori, e questo è molto importante anche per sensibilizzare le persone nel futuro. La cosa più importante per garantire il rispetto è personalizzare. Io credo, per carità, molto nell'efficacia deterrente delle norme, soprattutto la parte preventiva delle norme. Le leggi ci sono e vanno applicate, e se il governo le può migliorare ci mancherebbe, fondamentale, ma credo moltissimo nel lavoro di comunità. Credo che ciascuno di noi possa fare la sua parte, dando un senso, impossibile dare un senso a quello che è successo, ma dando un senso al concetto di educazione e di rispetto. Famiglie, scuola, università, ci siamo tutti, nessuno può chiamarsi fuori.
Era la ministra Bernini, adesso il servizio di Federico Fusetti con la giornata degli studenti dell'università per ricordare Giulia. Un minuto di silenzio, anzi un minuto di rumore per ricordare Giulia. Almeno 1 migliaio gli studenti che nel cortile della facoltà di ingegneria in via Gradenigo hanno voluto ricordare Giulia. Molti più del previsto, tra lacrime e commozione, per lei ma anche per dire basta alla violenza sulle donne. Siamo in questo cortile che lei avrà attraversato 1000 volte. Era una nostra compagna di corso, studentessa come noi, con cui condividevamo spazi e obiettivi. E la cultura dello stupro è una cultura in cui siamo immersi tutti e tutte da quando nasciamo e non possiamo farci niente, non c'è un modo per sfuggirne, ed è una cultura che al suo apice ha l'uccisione, ha lo stupro, ma che si regge su una serie di atteggiamenti quotidiani che siamo educati a tollerare, a sopportare, a giustificare, a incoraggiare, che sono la pacca sul culo non richiesta, che sono le battute sessiste, che sono la possessività. Combatto per urlare più forte di me. Possiamo vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Però di Giulia posso dire io personalmente che l'ho conosciuta, che era una ragazza tanto tanto dolce, e le foto che sono state prese, usate, girate nei social, nei giornali, non sono foto in cui era in posa, ma sono foto della sua quotidianità. Quel sorriso era il suo sorriso vero. È stata un'emozione forte, già abbiamo un dolore grandissimo nel cuore vedere tanti ragazzi così oggi. Da un segnale di speranza. C'è una panchina rossa vagante, c'è itinerante, che ogni anno viene posta su un dipartimento all'altro, quest'anno verrà posta qui, e in più sembra che ci sia un'associazione, adesso non dico ancora il nome perché non è ancora confermato, che ha deciso di donarci una panchina rossa, e questa sarà installata stabilmente presso il nostro dipartimento e l'avremo qui tutti i giorni dell'anno per sempre. Saluto e ringrazio Francesca Ghislon, avvocato del Consiglio direttivo del Cantiere delle Donne, ha lavorato con il Centro Antiviolenza. Francesca, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora Francesca, proviamo a parlare di prevenzione con lei, perché ovviamente non spetta a noi, la giustizia farà il suo corso, oggi si deciderà o meno per l'estradizione, quanti giorni ci vorranno, ma mettiamo un attimo da parte la cronaca di quello che è accaduto e proviamo a fare un passo indietro. Sia Mapelli che Bernini che tantissime altre voci, anche molto le voci della politica, oggi hanno insistito su quanto si debba fare sul territorio. Lei che è avvocato, che ha lavorato con il Centro Antiviolenza, che è nel Cantiere delle Donne un'associazione incredibile nata per il volere di alcune donne, che ha già raccolto centinaia e centinaia di persone e che dà strumenti alle donne per crescere anche in autonomia, poi li racconteremo. Ci può dire a che punto siamo davvero con la prevenzione? Come siamo messi? È davvero possibile fare prevenzione? Sarebbe stato possibile salvare Giulia? Allora, guardi, questo invito che mi avete fatto mi ha onorata e nello stesso tempo mi responsabilizza in maniera forte, perché in momenti come questi abbiamo una vicinanza di situazione che ci porta anche a un'emotività, ma ci consente anche di porre con forza degli argomenti. Allora, la formazione, la prevenzione, questa è una cosa che da anni si cerca di fare. Il percorso della lotta alla violenza sulle donne, io me ne ho anni, ha avuto delle evoluzioni, delle accelerazioni, delle sensibilizzazioni che sono notevoli. C'è strada da fare, ma soprattutto ci sono risorse da investire, perché formare vuol dire avere le risorse per fare questa formazione. Formare vuol dire usare le parole giuste, vuol dire anche misurare le parole, vuol dire abituarci a un linguaggio che non sia già
in partenza una violenza, vuol dire anche, se posso permettermi, in situazioni come queste, soprattutto chi comunica con le persone, quindi anche i giornalisti, avere l'accortezza di una sensibilità e soprattutto smettere di accostare una parola bellissima che è amore ad aggettivi e dare un'idea che queste situazioni abbiano qualcosa a che fare con l'amore. Queste situazioni non hanno nulla a che fare con l'amore. Quindi la formazione dei ragazzi, ma anche degli adulti, cioè anche noi adulti dobbiamo continuare a formarci, anche noi adulti dobbiamo capire che ogni gesto, ogni parola che facciamo ha un senso e per formare bisogna cominciare anche dalle parole e dai gesti. Senta, si è parlato tanto in questi giorni di campanelli d'allarme, cioè di atteggiamenti che, adesso parlo nel caso di Filippo, ma insomma io so che lei, avendo lavorato anche per il centro antiviolenza di Storia, ne ha viste tante, no? I famosi campanelli di allarme di cui a volte non ci rendiamo conto, magari come donne, perché siamo come dire, cristallizzate nell'accettare alcune situazioni. Da qui il grande lavoro del Cantiere delle Donne. Che cosa cercate di fare con il Cantiere delle Donne, per le donne? Allora, i campanelli d'allarme, qui c'è stato un grossissimo lavoro anche dei centri antiviolenza, perché io voglio dire che i centri antiviolenza svolgono in questo paese una funzione essenziale sia sull'intervento nel patologico e quindi nei casi in cui ci sono situazioni di violenza, ma anche nella formazione. E su questo sottolineo da subito che ci sono continui tagli alle risorse che vengono erogate e questo non favorisce, perché noi possiamo avere tutte le leggi migliori del mondo, ma se poi non abbiamo le risorse non riusciamo ad affrontare il problema. I campanelli d'allarme, allora la violenza sulle donne è un fenomeno molto complesso perché ha infinite sfumature che poi possono arrivare agli effetti devastanti della violenza conclamata che conosciamo, ma che comunque spesso sono una violenza subdola, psicologica, fatta di piccole cose che vanno avanti. Soprattutto, lo sappiamo ormai, la violenza sulle donne è una violenza spesso intrafamiliare o nelle relazioni intime delle persone. E quindi se io nei confronti estraneo sono attrezzata a difendermi, all'interno di situazioni familiari, parentali, amicali non lo sono. Questo cosa significa? Significa che non credo che si possa dire si sottovalutano, ma si cercano di giustificare. Comunque poi c'è un punto anche di giudizio sociale dove ma vuoi rovinare un bravo ragazzo, e su bravo ragazzo lo dico ovviamente con la sospensione del caso, ma non è così grave. C'è anche, penso, un rifiuto inconscio di pensare che una persona vicina ti possa fare tanto male. Quindi è per questo che la formazione è importante ed è per questo che è importante spiegare che cose che magari sottovalutiamo sono invece delle cose importanti. E vedete, la difficoltà di tutto questo qual è? È quella anche di far capire che comunque c'è anche il bello della vita, cioè spiegare a questi ragazzi e a queste ragazze che devono stare attenti, devono tutelarsi, ma devono essere anche ragazze e ragazze. E vedete, le ragazze giovani vanno in bagno in due, ma non come succedevano le ragazze di una volta perché si andava in due, perché non si fidano ad andare da sole, perché non bevono da un bicchiere che cosa è stato versato, perché se camminano stanno attenti. Quindi io credo che l'importanza sia questa: informare, creare cultura e nello stesso tempo dare delle speranze ai nostri ragazzi. Francesca, ci attenda pochissimi secondi, devo andare in pubblicità, dopo vorrei sottoporle due questioni. Primo parliamo dell'educazione finanziaria lanciata dal Cantiere delle Donne, poi voglio parlare con lei della famosa pagina Facebook aperta di cui abbiamo dato notizia a sostegno di Filippo Tureta, che ha già circa 100 follower, e di alcune dichiarazioni di un consigliere regionale del Veneto che ha attaccato Elena, sorella di Giulia, per alcune dichiarazioni. Quindi vorrei anche chiederle un passaggio su questo. A tra pochissimo.
Eccoci, prima edizione ancora in diretta con l'avvocato Francesca Ghislon. Grazie ancora avvocato per essere con noi. Abbiamo nominato una pagina Facebook, la facciamo vedere ai telespettatori ma l'abbiamo già fatta vedere, questa pagina, come dire, sorta a sostegno, pagina per confutare le ilazioni su un bravo ragazzo vittima del pressapochismo dei media. Ecco, così la facciamo vedere bene. Intanto, avvocato, ma cosa si può fare? È possibile che dei social network, proprio lo chiedo a livello legale, possono fare una cosa del genere? Si può fare un'azione per chiuderla? Che cosa si può fare contro una cosa di questo tipo? Allora, io penso che sia anche già stata fatta ed è una segnalazione alla polizia postale. La considero una cosa indecente e qui mi fermo, e credo che ci vorrebbe anche una certa velocità di intervento da parte di chi deve garantire che ci sia una correttezza, una sensibilità in questo tipo di strumenti, e quindi confido che venga chiusa immediatamente, vorrei dire. Ma è possibile che, voglio dire, di fronte ad un caso del genere poi si debbano necessariamente formare degli schieramenti? Cos'è che è sotto attacco in questo momento? Io, guardi, credo che questo avvenga per un tema così delicato, ma avvenga in genere per tutte le questioni che vediamo assurgere alla cronaca, e forse è insito nell'animo umano quello di schierarsi, però credo che proprio questo sia uno dei punti che dobbiamo combattere, nel senso che la libertà di opinione è una cosa sacrosanta, però ci sono degli argomenti sui quali dobbiamo essere molto... del contrasto alla violenza sulle donne lo sa, che le donne vengono messe sempre in discussione quando accade un fatto del genere, che uno dei punti che abbiamo è quello di dire noi ti prescindere da tutto, perché le donne finiscono sotto accusa un'altra volta, e per me è molto doloroso vedere questo, perché proprio è uno svilire la gravità di quello che ci succede, il sacrificio di tante donne. Quest'anno in Italia, lo sapete, ne sono morte tante, ma accanto a quelle che muoiono ci sono quelle che soffrono comunque, ci sono tante violenze che non vengono dichiarate, e combattere questo fenomeno significa anche dare alle donne la fiducia, perché bisogna denunciare, ma bisogna anche essere tutelate quando si fanno queste cose, difese nella propria dignità e nella propria sensibilità. Allora, volevo tornare sul tema dell'educazione finanziaria, perché come Cantiere delle Donne state facendo molto. Ci racconta qualcuna di queste iniziative, qual è il senso, qual è il valore, che cosa state ricevendo dalle donne? Allora, il senso il Cantiere delle Donne appunto è un'associazione che riunisce donne di qualsiasi professione, istruzione, è proprio un momento di confronto dell'altra metà del cielo che è data dalle donne. E per quanto riguarda la contrasto alla violenza sulle donne, noi abbiamo pensato che la cosa più importante fosse appunto fare formazione e incominciare anche spiegando che una delle forme di violenza è quella economica, ed è una forma di violenza subdola e devastante. Perché? Perché poi in realtà riduce la donna nella impotenza di reazione, perché non ha degli strumenti economici autonomi. Quindi abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo fatto questo percorso, l'abbiamo chiamato Be Brave, che vuol dire siate brave ma siate coraggiose, un percorso di educazione finanziaria come forma per uscire dalla violenza. E quindi abbiamo fatto 8 moduli. Abbiamo avuto circa 1400 donne che ci hanno seguita, ed è stato veramente interessante perché ci confrontavamo con nozioni di economia, di diritto, ma di investimento. Cioè abbiamo cercato di dare uno sguardo a 360 gradi. Quando abbiamo fatto questa esperienza, però, siccome appunto la formazione è importante e la formazione dei giovani è ancora più importante, abbiamo fatto Venezia in una scuola all'Algarotti, facendo un piccolo riassunto di Be Brave per i ragazzi. Lì abbiamo visto che i ragazzi erano come sono sempre, perché i ragazzi si sono motivati, se viene spiegato loro con gli strumenti adatti sono pronti ad accogliere quello che dici. Abbiamo deciso di proporre alla Camera di Commercio di Padova un progetto Be Brave a scuola. Un progetto Be Brave a scuola che è indirizzato alle ragazze ma anche ai ragazzi, perché insieme si fa questo passo grande nel liberarci da
e abbiamo pensato ad una sorta di gioco dei monopoli. Che per fortuna abbiamo scoperto che anche i ragazzi conoscono, e cioè abbiamo voluto creare dei momenti di formazione, e sono 4 moduli, abbiamo 2 classi che stiamo seguendo, e questi 4 moduli hanno il momento della consapevolezza, il momento della costruzione, il momento della protezione e il momento della lungimiranza. Perché? Perché poi avremo alla fine delle lezioni 2 giornate di workshop con i ragazzi per costruire una sorta di monopoli finanziario e vedere appunto come il percorso vada fatto. E devo dire che anche in questo caso abbiamo già fatto i primi 2 incontri, la risposta è positiva ed è uno strumento di formazione. Un altro tema sono i famosi stereotipi di cui parlavamo prima, no? Alcune cose che, come dire, a cui le donne rischiano pericolosamente di abituarsi, atteggiamenti che le donne ricevono e a cui, insomma, noi abbiamo letto di un Filippo, e qui torno sul caso specifico, ma ovviamente avvocato, voglio parlare in generale, no? Abbiamo letto di un Filippo che l'ha aspettata alla fermata dell'autobus piuttosto che seguita a Padova, piuttosto che letto messaggi al cellulare. Ecco, anche questi sono cose a cui rischiamo tristemente di doverci abituare. Come facciamo a difenderci? Ritorniamo al discorso di prima, ritorniamo al fatto che spesso questi comportamenti, se sono fatti da un estraneo, non abbiamo nessuna remora a denunciarli, se sono fatti da un compagno, da un familiare, diventa più difficile. Diventa difficile perché c'è una commistione di sentimenti e anche perché comunque c'è quello di cui parlavo prima, cioè ma cosa fai? Ma gli fai una denuncia perché guarda il cellulare. Poi ricordatevi che la violenza sulle donne è appunto complessa e parte sempre da una lenta erosione della solidità della donna, della sua personalità, perché è violenza psicologica, perché tocca le parti più scoperte. Noi quando ci mettiamo in una relazione intima caliamo le difese perché creiamo un rapporto con una persona e quella persona sa perfettamente quali sono i nostri punti deboli e quindi inizia un piccolo lavoro che è quello per esempio economico di dire no ma il conto corrente lo tengo intestato a me, oppure no ma tu lavoravi, adesso abbiamo i bambini, stai a casa, ci penso io, poi passa attraverso ma la tua amica però non mi piace, guarda ti mette delle idee in testa, ma dei tuoi genitori non serve che andiamo ogni sabato e domenica, ma guarda come ti sei vestita. Ma sono così frequenti, avvocato, lei che ha lavorato anche col centro antiviolenza, questi atteggiamenti? Purtroppo sono frequenti, sono trasversali, quindi non conoscono, cioè non c'è una situazione sociale, uno stato sociale immune da questo tipo di fenomeno. Sono frequenti e c'è più consapevolezza, c'è più voglia di reagire, però comunque a volte non li riconosciamo. Perché della violenza sulle donne si parla tanto, però poi spesso si banalizza e spesso si ha paura, si continua ad avere paura. Secondo lei, uso proprio le parole di Elena, sorella di Giulia, è una società patriarcale la nostra? Ma io direi che sì. E soprattutto direi che non dobbiamo mai perdere di vista una questione storica. I nostri diritti, i diritti delle donne, sono diritti giovanissimi. Ci hanno riconosciuto delle libertà praticamente l'altro giorno. La violenza sessuale era un diritto contro la morale, la potestà nella famiglia era patria. Tutto questo è cambiato dalla metà del Novecento in poi. Allora, è difficile anche avere la contezza dei nostri diritti così giovani e sempre così ballerini, vorrei dire, perché vedete, quando ci sono delle grandi rivoluzioni politiche da fare, spesso gli argomenti di bandiera passano sul corpo delle donne, per esempio l'aborto viene agitato, indipendentemente da cosa uno ne pensa, ma quello viene messo in discussione. Quando ci sono delle guerre, le guerre passano sui corpi delle donne. Cioè sono questioni che sembrano dall'altra parte del mondo o lontane,
ma che in realtà fanno parte di una cultura dove la donna è stata abituata per anni ad obbedire tacendo e i maschi forse non hanno avuto contezza dei comportamenti prevaricanti. È cambiato moltissimo. Io anche in questi giorni leggo di tantissimi maschi che esprimono, ma in modo anche molto, molto intelligente e toccante, la loro disapprovazione, ma la loro costernazione, perché non è che si può fare sempre comunque una distinzione manichea. Certo. Dobbiamo lavorare insieme, perché solo lavorando insieme possiamo crescere una società migliore. Prima lei ha parlato di tagli di fondi, ne abbiamo parlato anche prima in un collegamento con la nostra Sharon Di Carlo da Marostica. I centri antiviolenza sono a corto di fondi. Come vengono utilizzati i fondi del centro antiviolenza? A cosa servono? Beh, i fondi dei centri antiviolenza sono la linfa vitale di un centro antiviolenza, perché pur avvalendosi anche di personale volontario, un centro antiviolenza dà delle professionalità specifiche, deve avere delle formazioni specifiche, deve avere delle strutture. Io vi posso parlare del centro antiviolenza di Padova, che insomma ha un'esperienza trentennale e una dimensione tale per cui insomma gestisce sportelli in tutta la provincia e fa dire ha delle case di sgancio e delle case di rifugio. Voi capite che tutto questo ha un costo e in più fa formazione, perché ha sempre fatto e sempre fa formazione da consulenze gratuite. Quindi ci sono delle collaborazioni con gli enti per cui si fanno delle convenzioni, poi ci sono i fondi regionali che vengono suddivisi, che a loro volta derivano da fondi statali. Io leggevo l'altro giorno che ActionAid ha detto che, però vi do il dato come l'hanno dato loro, io non sono stata in grado di verificarlo, che a fronte dei 17 milioni del 2022 sarebbero stati stanziati nel 2023 5 milioni di euro per i centri antiviolenza. Se questo è vero, voi capite che è veramente una goccia nel mare. Per questo mi ricollego al mio discorso di partenza. Servono gli strumenti finanziari, perché anche il reddito cosiddetto di libertà, cioè la possibilità per le donne che hanno subito violenza di avere un contributo di mantenimento, che vabbè è limitato dai presupposti, presuppongono che ci siano dei fondi e per fare formazione ci vogliono i fondi. Lei ritiene, avvocato, che i social network possano rappresentare un pericolo anche alla luce di quello che stiamo vedendo, che sono diventati una piattaforma in cui ognuno può dire qualsiasi cosa? Guardi, i social network sono un argomento molto delicato ed è un altro argomento su cui noi riteniamo che vada fatta una corretta formazione ai ragazzi ma anche agli adulti. Dire tutto quello che passa per la testa non è mai stato corretto anche prima dell'era dei social, adesso ovviamente ha un'amplificazione molto diversa. Certo è che spesso i ragazzi non si accorgono e gli adulti pure, perché non solo i ragazzi, che quello che viene scritto, quello che viene passato può ferire, può creare delle lacerazioni. E se posso permettermi, in questa situazione, appunto quella pagina di cui parlava lei ne è la dimostrazione. Grazie avvocato. Allora già che lei è qui le leggo tra l'altro le ANSA che stanno uscendo legate alle dichiarazioni di questo consigliere regionale che conosciamo bene, Stefano Valdegamberi, che è stato criticato. La deputata Rachele Scarpa del PD ne ha chiesto le dimissioni per alcune dichiarazioni che Valdegamberi ha reso nei confronti di parole di Elena, la sorella di Giulia, un messaggio ideologico costruito ad hoc, pronto per la recita. Spero che i magistrati valutino attentamente, insomma, contro delle dichiarazioni che ha reso Elena Cecchettin, dando la responsabilità alla società patriarcale. Ecco, giusto per così far capire anche a lei che cosa sta accadendo, che cosa si sta muovendo poi sotto di fronte ad un caso di questo tipo. E sono dichiarazioni che possono in qualche modo smuovere l'opinione pubblica, pilotarla in qualche modo. Cosa dice? Ecco, io dico che quando si hanno dei ruoli politici bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Io penso che quando si rappresentano i cittadini si deve avere a cuore la sensibilità di tutti, ma soprattutto capire che ci sono dei momenti in cui tacere e dei momenti in cui parlare.
E quindi credo che insomma queste parole mi fanno male perché non tengono conto né della sostanza di quello che è stato detto da ragazza né della situazione e soprattutto sono dette da chi ci rappresenta politicamente, indipendentemente da chi l'abbia votato, comunque è un'istituzione del nostro paese. E qui mi viene in mente quello che diceva sempre mia nonna, che però ce l'ho sempre stampato, e cioè che un bel tacer non fu mai scritto. Grazie avvocato, buon lavoro con il cantiere delle donne. So che insomma Grazie. C'è una pagina Facebook, ci sono un sacco di cose insomma che verranno fatte, un programma ricco perché è interessante. Diciamo questa della call to action, noi ci siamo sentite come cantiere l'altra sera perché abbiamo detto insomma come possiamo far sentire la nostra voce. Allora abbiamo lanciato questa call to action, cioè abbiamo invitato le donne, noi ne abbiamo moltissime iscritte al gruppo Facebook oltre che associate, e le abbiamo invitate, se la sentono, a mandarci delle storie, delle testimonianze che poi vorremmo raccogliere tutte. Finora ne sono arrivate tantissime e anzi ringraziamo tutte le donne che ci hanno scritto, perché noi vogliamo far sentire le nostre voci insieme a quella di Giulia e se mi consentite anche esprimere alla sua famiglia tutto l'affetto e la vicinanza. Grazie Francesca Ghislon per essere stata con noi, grazie, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Allora, vi abbiamo dato tante notizie, tante testimonianze. Vi possiamo dire che domani ci sarà una camminata, questa volta in sostegno anche della famiglia Turetta, una camminata organizzata dalla Associazione Torreglia Cammina, poi probabilmente una fiaccolata anche organizzata dal comune di Torreglia, così come c'è stata quella di ieri a Vigonovo. Tante le iniziative appunto per sostenere questa famiglia. Nei nostri telegiornali di questa sera tutte le novità anche in merito a questa famosa pagina Facebook che potrebbe già essere stata chiusa. Vediamo come questa denuncia alla polizia postale prenderà piede, come insomma in quanto tempo si riuscirà a mettere fine a questa pagina shock, e poi parleremo anche dell'estradizione di Filippo, quanto tempo ci vorrà perché Filippo torni in Italia. Queste e tantissime altre notizie nei nostri notiziari della sera. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi il cinema con una pellicola dal titolo Il giardino di Allah. Grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La nuova settimana inizierà con un lunedì all'insegna di un generale aumento delle nuvole, senza rischio però di precipitazioni significative. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso da subito, con locali foschie o nebbie in pianura. Con il passare delle ore non è esclusa anche qualche timida schiarita. Vediamo anche le temperature, avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 9-12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà in prevalenza coperto, come ci mostra la grafica. Dalla sera possibili deboli piogge sulla fascia orientale. Temperature minime sui 3-8 gradi, massime intorno agli 11-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si alterneranno sole e nubi, qualche addensamento poi nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.